Guardano verso i loro familiari, poi testa china, ascoltano quello che gli avvocati dicono in udienza preliminare. Sono Ade e Ozuna, i due ragazzi giovanissimi in carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, colpito con calci e pugni e accoltellato a morte a scopo di rapina. Ed è quella la grave accusa a cui sono chiamati a rispondere loro ed una ragazza tra ore 20 anni. Il quarto imputato invece è un giovane moldavo accusato di rapina aggravata in concorso. Per lui è stato chiesto ed accolto, il reato è meno grave, il rito abbreviato. Tutti e quattro sono stati rinviati a giudizio per omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata in concorso. Oltre ad aver picchiato e colpito con coltelli e pezzi di vetro la vittima, l'hanno anche rapinata dello zainetto e del cellulare. La mamma di Ozuna parla con noi, è disperata per quello che è accaduto. È molto dispiaciuto, anzi prega tutti i giorni per quello che è successo. Purtroppo è successa una tragedia di cui, cioè, è una tragedia e basta, è molto dispiaciuto. Quello che pensiamo tutti è che bisogna pagare per quello che è successo, però ognuno per quello che ha fatto. Piange, ci dice la mamma. Suo figlio che cosa le dice quando la vede? Mio figlio è molto dispiaciuto, piange e poi è un bambino, cioè è un ragazzo, poi ha 19 anni e sta pregando tutti i giorni, non solo per lui, ma anche per Favaretto. Così. Un sospiro e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima. L'udienza in corte d'assise è prevista per il 28 gennaio. Loro per ora rimangono in carcere. Per questo delitto, oltre ai 4 ragazzi maggiorenni, sono imputati anche altri 6 minorenni. Uno di loro è stato condannato ad 8 anni di carcere. Per gli altri 5, 4 si trovano in struttura di comunità. Nelle prossime ore ci sarà l'udienza preliminare.